Lei è il progettista dell'impianto di illuminazione, oggi a questa manifestazione ha ritenuto di essere presente, come mai e quali potrebbero essere, diciamo, le soluzioni? No, io praticamente, onestamente, ho lo studio qui vicino. La soluzione è una sola, come voi sapete, a prescindere di tutto ciò che si è detto per quanto riguarda il costo dell'impianto di illuminazione, che sono tutte delle cose mondate che non hanno né testa, dicendo alla siciliana, e manco coda, perché un impianto di illuminazione come deve essere fatta da Agrigento, come è stato progettato da me e che rispetta i canoni diciamo federali, deve essere fatto un impianto a 1200 lux, uguale, identico a quello di Palermo. La realizzazione di questo impianto, l'ho detto diverse volte sia in televisione sia in altre interviste, l'ho detto diverse volte, è un impianto costoso, ma perché è un impianto UEFA, cioè un impianto che praticamente è uguale, che verrà, se realizzato, verrà uguale ed identico a quello di Palermo, cioè con 1200 lux. Premetto che la mia progettazione prevedeva un impianto di 500 lux e che in caso di appalto in corso d'opera si dovrà fare la variante per quanto riguarda l'incremento dei proiettori, perché passiamo da 19 proiettori per ogni torre faro a 35 proiettori a torre faro. Io in questi ultimi giorni ne ho sentite di tutto e di più, cioè, qualcuno da Padova dice io con 150.000 euro realizzo l'impianto, ma prima di parlare bisogna avere le cognizioni di ciò che si deve fare, la tipologia di impianto che si deve realizzare. Quando io sono stato chiamato telefonicamente e ho parlato con il collega che aveva progettato questo impianto, cioè questo impianto era stato progettato esclusivamente per fare una simulazione tipo con un campetto di Villaggio Peruzzo. E qui abbiamo torre faro che sono 30 metri con 35 proiettori per ogni torre faro, quindi parliamo di 140, ma perché non che lo sceglie l'ingegnere Piranio? Queste sono delle norme federali che devono essere rispettate, tant'è che il progetto è stato completato in tutte le sue parti ed è tutt'oggi è munito di tutte le autorizzazioni sia da parte del Genio Civile, del CONI, del Comune e della Sovrintendenza, cioè teoricamente manca solamente a Cubaita di Genova Siciliana per poter iniziare i lavori che potrebbero iniziare anche tra una settimana. Io sono pronto, il progetto è già approvato, si è fatta una comunicazione dei lavori perché si pensava e si pensa che entro imminente saranno definitivamente appaltati i lavori e quindi provvedere sia alla consegna che all'esecuzione. Sono dei lavori che dureranno 2 mesi e mezzo complessivamente e quindi non dovrà essere in futuro soggetto a trasformazione. Ma già con 500 lux no, perché oggi allora, il progetto è stato approvato l'anno scorso, dove la Lega prevedeva 500 lux come regolamento. Quest'anno, campionato 2017-2018, l'impianto a norma di illuminazione deve essere 800 lux. Campionato 2018-2019 deve essere equiparato all'impianto UEFA, cioè 1200 lux. L'impianto che deve essere realizzato naturalmente non lo possiamo fare a 800 lux, se no il prossimo anno dobbiamo affrontare un'ulteriore spesa per l'adeguamento. Secondo me deve partire già con 1200 lux io penso che ce ne andiamo sui 750.000 euro a base d'asta, naturalmente poi questo è un progetto che è soggetto al ribasso.